Non sappiamo se ora il principale hobby serale dei montebellunesi sia diventato quello di rimirare la volta celeste. Di certo, a detta di molti residenti, da quando il sindaco Marzio Favero ha deciso di spegnere le luci della città, Montebelluna sembra essere tornata indietro di qualche decennio. Decisione grave ma inevitabile, spiega Favero. Vista la situazione disastrosa delle casse comunali, non si poteva fare altrimenti. La situazione dal punto di vista economico-finanziario per i comuni è gravissima a causa dei tagli dei trasferimenti agli enti locali operati dal governo Monti. Quindi oggi i rimedi sono a loro volta un male. Il problema è che in questo momento come amministrazione siamo chiamati a garantire i servizi base ai cittadini. Noi la nostra spending review, che però io chiamo in Veneto conti della serva, l'abbiamo già fatta e l'unica possibilità per noi di racimolare ancora risorse era quella di spegnere le luci di notte. Con i comitati civici abbiamo raggiunto un accordo. Questo accordo dice che nel periodo estivo, quando la gente sta fuori di più, si spengono i lampioni dall'1 alle 6 del mattino. Nel periodo invernale invece dalle 11:30 di sera fino alle 6 del mattino, eccezione fatta per le piazze principali dove c'è più vita, laddove si conserva l'orario dalle 11 di notte alle 6 del mattino. Fin qui nessun problema di ordine pubblico, assicura il sindaco. Ho parlato con le forze dell'ordine, i carabinieri, che mi hanno fatto presente che questo può essere un problema di sicurezza percepita ma non di sicurezza reale. Lo spegnimento notturno delle luci non ha influito in questi 2 mesi sui fenomeni di natura criminosa.